Cresce l'attesa in casa SEAP per la prima gara della finale playoff per la promozione in Serie B1 contro il Grotte Volley Castellana. La partita si giocherà sabato 1 giugno alle ore 18 al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento. Il match di ritorno in programma mercoledì 5 giugno in terra pugliese, Castellana Grotte. È una finale interessante perché il Grotte Volley Castellana è una formazione ben assortita con attaccanti esperti, un opposto grintoso e un efficace gioco al centro che in questa categoria fanno la differenza, ha dichiarato il coach Paolo Collavini. Sarà una partita abbastanza impegnativa e faremo di tutto per farla nostra. Abbiamo i mezzi per vincere, ma servirà una grande partita del collettivo, limitare al massimo gli errori ed i cali di concentrazione. Anche il presidente Di Giacomo dichiara: siamo vicinissimi al traguardo e confidiamo nell'apporto del pubblico per cercare di vincere la prima gara contro il forte Grotte Volley Castellana. Mi aspetto un gran tifo al Palasport per spingere le ragazze a disputare una partita fantastica. Il sogno della promozione in Serie B1 è davvero a portata di mano, ma dipenderà soprattutto dalle nostre ragazze. Le ho viste cariche e grintose, molto concentrate sull'avversario. Anche Ilenia Cammisa e la Piccheri, intervenendo alla conferenza stampa, hanno dichiarato: siamo prontissimi alla battaglia contro un grande avversario e lavoriamo ogni giorno, non vediamo l'ora di scendere in campo, faremo di tutto per batterle, lotteremo su ogni pallone confidando anche sui nostri tifosi. Abbiamo bisogno del loro calore e del loro sostegno per conquistare la bellissima vittoria.